Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Tragedia sulla A18, minivan si ribalta tra Fiumefreddo e Giarre, un morto e 8 feriti. Nel ponte Pasquale, Catania fa il pieno di turisti, sono sold out le strutture ricettive, in aumento i transiti all'aeroporto Bellini. Ieri consegnato ai cittadini il boschetto della Playa riqualificato. Messina, calci e pugni all'ospedale Piemonte per accedere subito al pronto soccorso, arrestato un giovane di 20 anni. A Scordia, rabbia e dolore per la tragedia sul lavoro, costata la vita a un imprenditore edile precipitato da un balcone. I sindacati tornano a chiedere più controlli nei cantieri. Non ci sono scuse a Caltagirone, nel catanese, contro la violenza di genere. Si mobilitano in corteo gli uomini, donne, non siete sole. Al Teatro Stabile di Catania è inaugurata la mostra dedicata a Giuseppe Fava, Sono un uomo di teatro, fino al 29 aprile. Calcio, vittoria in trasferta per Messina e Trapani, i giallorossi sbancano Foggia, i Granata passano a Benevento e sperano ancora nei play-off. Bentrovati e purtroppo apriamo il nostro telegiornale con quella che si può definire una vera e propria tragedia pasquale, il tragico schianto sulla A18 Messina-Catania. È il bilancio di un incidente che è grave perché si parla di un morto e 8 feriti. Il tutto avvenuto nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo, coinvolta una comitiva di marocchini diretta in Calabria. Tonino De Mana. E di un morto, una donna ed 8 feriti, tutti di nazionalità marocchina, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno all'1:30 di notte tra Giarre e Fiumefreddo, in direzione di Marcia Messina, sulla 18. Per cause in fase di accertamento, un minivan si è ribaltato schiantandosi sulle barriere laterali e rimanendo poi adagiato su un fianco. Si trattava di una comitiva che, partita dall'aeroporto Fontanarossa di Catania, si stava dirigendo in Calabria. I feriti sono stati trasportati con diverse ambulanze del 118 negli ospedali di Giarre, Acireale e Taormina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e gli agenti della Polizia Stradale di Catania e della sottosezione di Giardini. A seguito dell'incidente, per consentire la rimozione del mezzo ed effettuare le indagini per accertare causa e dinamica, è stato necessario chiudere l'autostrada nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo, con uscita obbligatoria a Giarre. Pesanti disagi alla viabilità, con il traffico dirottato sulla statale 114. E voltiamo decisamente pagina. Con ieri è iniziato il ponte di Pasqua e la città di Catania fa il pieno di turisti, sold out le strutture ricettive, in aumento i transiti anche all'aeroporto. Il sindaco trentino punta tutto sulla cultura. Tonino De Mana. Previsioni della vigilia rispettate, strutture ricettive sold out per le festività pasquali e il trend positivo è previsto anche per i ponti di fine settimana del 25 aprile e del 1 maggio. Catania fa il pieno di turisti con un incremento di prenotazioni che si attesta attorno al 15% in più rispetto allo scorso anno. Un aumento che viene confermato anche dai transiti dall'aeroporto Vincenzo Bellini e registrato da gran parte dei motori di ricerca dei voli, posizionando lo scalo etneo tra le prime 10 mete a livello internazionale. Catania, che si candida a città della cultura 2028, punta insomma sul turismo e sui suoi pezzi pregiati. Da San Nicolò l'Arena all'anfiteatro romano di Piazza Sesicoro, riaperto lo scorso anno e ora gestito dal comune, il cui numero di italiani distaccati cresce di giorno in giorno. Anche per sostenere questa tendenza dall'aumento delle presenze di visitatori, il sindaco trentino ha disposto che i musei culturali di competenza del comune siano aperti oggi e domani per accogliere senza soluzione di continuità i flussi turistici attratti dalle ricchezze artistiche di Catania. Complice la bella giornata, si prevede la solita invasione anche a San Giovanni di Cuti e al rinnovato Boschetto della Playa. E vediamolo il rinnovato Boschetto della Playa, a conclusione dei lavori di riqualificazione di tutta l'area, parliamo di circa 28 ettari, è andato per noi Marco Carli. Anche le tartarughe a godersi il sole del Boschetto della Playa insieme agli amanti dello yoga e ai bambini che sfruttano i nuovi giochi inclusivi installati in una parte apposita dell'area di 28 ettari riqualificata dall'amministrazione comunale. È un ulteriore piccola nostra gemma che
sarà fruibile dai nostri concittadini. Cura del verde, alcune potature che erano divenute essenziali e soprattutto abbiamo integrato con gli arredi. Adesso abbiamo tanti tavoli da picnic, almeno una trentina, tutti inclusivi, abbiamo integrato il parco giochi con giochi inclusivi, le panchine durante tutto il percorso del boschetto, abbiamo ripristinato il laghetto artificiale e infine i cestini porta rifiuti che prevedono appunto la raccolta differenziata. Un bene che adesso va ovviamente preservato. Quello dipende solamente da noi cittadini, nel senso che ci vuole una diversa consapevolezza rispetto all'utilizzo del bene pubblico. Il nuovo boschetto negli anni salvaguardato anche dal corpo forestale, soprattutto dopo il vasto incendio del 2019, piace alla gente. Qua siamo col cagnolino, ci prendiamo un po' di sole. Un posto bellissimo e rivalutato il boschetto. Sì, molto meglio, sì, certo, ci sono più giochi, mancano i bagni, però già è molto meglio, ci sono anche sedie molto di più. Bagni chimici, fa sapere l'amministrazione, saranno allestiti già dal giorno di Pasqua e nelle successive festività e domeniche. E a Pasquetta il boschetto sarà invaso dai catanesi. Non so se forse l'unica cosa che manca è l'eliminacode, Massimo, perché qua ci sarà l'inferno, penso lunedì, tempo permettendo, devo dire. E adesso una pagina decisamente poco edificante perché parliamo ancora di aggressioni in strutture sanitarie. A Messina un giovane di 20 anni è stato arrestato per una aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte. Francesco Triolo. Ancora aggressioni in un pronto soccorso, ancora a botte, finite con un arresto. L'episodio è avvenuto nella piena notte di giovedì scorso al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte di Messina, dove si è presentato un ventenne in forte stato d'agitazione. Pretendeva di entrare subito nella sala medica senza aspettare il proprio turno. Al diniego il caos e l'aggressione. Prima al personale medico in servizio, agli infermieri, poi alle guardie giurate intervenute per riportare l'ordine, quindi anche contro i poliziotti delle volanti arrivati nel frattempo dopo una telefonata al numero 112. Alla vista dei poliziotti però il giovane è andato ancora più in escandescenze, mostrandosi più aggressivo. Ha insultato pesantemente gli agenti e ci è voluto un po' per calmarlo e portarlo in caserma. Per lui sono scattate le manette in fragranza e dopo le formalità di rito il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto e confermato gli arresti domiciliari. A Scordia rabbia e dolore per la tragedia sul lavoro dove ha perso la vita un imprenditore edile precipitato da un balcone. I sindacati tornano a chiedere più controlli nei cantieri e si preparano alla manifestazione del 1° maggio che in Sicilia si terrà simbolicamente a Casteldaccia. Emanuela Corsi. A Scordia la comunità si stringe nel dolore per l'ennesima tragedia sul lavoro nella quale questa volta a perdere la vita è un imprenditore edile. Nunzio Mazzone, di 65 anni, è deceduto dopo essere caduto dal secondo piano di una villetta mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione in contrada Petraro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul balcone, privo di ringhiera, ha perso l'equilibrio per cause ancora da accertare ed è precipitato da un'altezza di circa 6 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'elisoccorso del 118. Mazzone però sarebbe morto prima di essere portato a bordo del velivolo. La procura di Caltagirone ha disposto il sequestro del cantiere in attesa di decidere se verrà eseguita l'autopsia sul corpo dell'imprenditore. Oltre al cordoglio, i sindacati esprimono rabbia e indignazione per questa ennesima tragedia. Ancora una volta un'altra vittima nei luoghi di lavoro. Questa volta è un imprenditore di Scordia, ma non cambia, non si può morire per portare a casa un pezzo di pane. Quest'anno CGIL, CISL e UIL anche in Sicilia faranno il 1° maggio all'insegna della sicurezza dei luoghi di lavoro per dire basta alle morti sul lavoro. Le istituzioni devono intervenire. Non è possibile che in provincia di Catania l'ufficio provinciale del lavoro vada avanti con pochissimi ispettori. Sta scoppiando di fatto l'ufficio non riuscendo a coprire i cantieri, che sono tantissimi. La sicurezza sul lavoro e la salute saranno i temi al centro delle celebrazioni del 1° maggio, con 3 manifestazioni dei sindacati che si svolgeranno in contemporanea in 3 luoghi simbolici del paese: Roma, Prato e Casteldaccia in Sicilia. Nel comune del Palermitano, ricordiamo, lo scorso anno 5 operai di una ditta in subappalto dell'AMAP hanno perso la vita durante i lavori ad un impianto fognario. Un corteo di uomini per dire no alla violenza contro le donne. La manifestazione è partita da Caltagirone, in provincia di Catania, su iniziativa del comitato Non ci sono scuse. Orazio Longo.
Un fenomeno che non si può liquidare in termini come patologia, marginalità, ma che è purtroppo una anormale normalità fatta di gelosia, ossessione, possesso, che diventa violenza. Sara e Ilaria sono solo le ultime 2 vittime di questa strage. Un corteo di soli uomini che incontra le donne. È quello che ha sfilato a Caltagirone su iniziativa del comitato Non ci sono scuse contro i femminicidi e le violenze di genere. Una carovana dietro a un lenzuolo bianco contro le parole vuote spese negli anni scorsi, spiega Luca Cultrera. Un grande no alla violenza di genere. Abbiamo sfilato nell'ultimo tratto insieme alle donne in corteo, insieme per cercare di costruire un futuro migliore. E questo è l'impegno del Comitato Non ci sono scuse, un impegno che diventerà anche una progettualità concreta. Il corteo degli uomini è partito da Piazza Risorgimento a Caltagirone e si è incontrato con quello delle donne sul ponte di San Francesco. Sono più parole, ma adesso devono esserci fatti. Non ci sono scuse, questo grande evento che ha portato in piazza finalmente gli uomini per una chiara presa di coscienza e un'introspezione che serva a far comprendere cosa noi dobbiamo fare per migliorare questa situazione. Torniamo tra poco per andare al Teatro Stabile di Catania per l'inaugurazione della mostra dedicata a Giuseppe Fava. Siamo tornati in studio al Teatro Stabile di Catania. È stata inaugurata la mostra dedicata a Giuseppe Fava. La mostra si intitola Sono un uomo di teatro. Potrà essere visitabile fino al 29 aprile. Il servizio. Teatro e giornalismo, 2 volti della stessa medaglia nella vita di Giuseppe Fava, scrittore, giornalista, drammaturgo, sceneggiatore, ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio del 1984. Il Teatro Stabile adesso gli dedica una mostra dal titolo Sono un uomo di teatro, con bozzetti, video interviste, locandine, opere, foto conservate nell'archivio del teatro e della Fondazione Fava. Un omaggio al suo lavoro, alla sua attività di drammaturgo, di giornalista, di scrittore, che hanno contribuito e favoriscono ancora oggi a sviluppare il pensiero critico nelle giovani generazioni contro un modo di pensare, di essere mafioso. L'esposizione ha il patrocinio della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana ed è realizzata in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Fava, curata da Pier Lorenzo Randazzo. È proprio una sua intervista di Giuseppe Fava che dichiarava che sono un uomo di teatro in quanto sono un uomo di giornalista e sono un certo tipo di giornalista in quanto sono un uomo di teatro. Come abbiamo più volte sottolineato, le attività artistiche di una personalità di Fava non possono essere separate. Una mostra in occasione del centenario della nascita di Fava. E oggi per noi è bellissimo essere dentro il teatro a ricordarlo in mezzo ai reperti dell'archivio della Fondazione, ai reperti del Teatro Stabile e non solo fuori il 5 gennaio davanti alla lapide nel punto in cui è stato ucciso. Pasqua, dunque uova di Pasqua. È stata una vera e propria festa ieri per i bambini a Catania che si sono divertiti alla Villa Bellini a cacciare le uova nell'ennesimo appuntamento appunto con Caccia alle uova, il servizio. Via, buona caccia alle uova! Andiamo a cercare! La Villa Bellini di Catania torna protagonista per il 3° anno della Caccia alle uova di Pasqua, un appuntamento tradizionale per i più piccoli da condividere con i loro accompagnatori. La competizione lascia il tempo che trovo perché per giocare siamo qua. Stiamo cercando un uovo d'oro. Oltre 10.000 le coloratissime uova nascoste tra le siepi e i sentieri verdi del Giardino Bellini. Quante uova abbiamo trovato? Ma sono tante o poche? Tante. Come ti chiami? Osea. E quanti anni hai? 2. L'anno scorso ne avevo trovate solo 4. Quest'anno è andato... Anzi 3 ne avevo trovate. Quest'anno ti sei preparato bene. Guarda quante ne hai. Sì. Vuoi trovare anche quello d'oro? Sì. 3, 4... Boh. E quello d'oro l'abbiamo trovato? Ancora no.
Tra le migliaia di uova il più ambito era l'uovo d'oro, che è stato conquistato da questa piccola partecipante e che si è trasformato in un vero uovo di cioccolato del peso di 3 kg. La caccia alle uova deve essere appunto un momento di amicizia, di inclusione. Amicizia perché poi i bambini non solo vengono con i genitori, ma incontrano anche altri bimbi, e cercare le uova gli permette anche di socializzare e di fare appunto amicizia con gli altri. Non solo divertimento, ma anche beneficenza e solidarietà. Quest'anno abbiamo voluto dedicare la terza edizione ai bambini che non sono qui, quindi che sono in ospedale, in particolar modo l'ospedale Garibaldi di Nesima, e abbiamo creato il Curioso Uovo, che è un uovo di cioccolato. Chi lo acquista ovviamente contribuirà all'acquisto, quello che ovviamente ricaveremo, l'acquisto di attrezzature o giochi. Saranno loro a dirlo, e quindi dare qualcosa anche ai bambini e alle famiglie che non sono presenti oggi. Tra i ragazzi che hanno guidato i bimbi nella caccia, anche i soci dell'associazione Futuro 21, giovani adulti con sindrome di Down che per un giorno hanno vestito i panni di animatori. Ci fermiamo ancora e poi il calcio. Siamo al calcio, successo 2-1 a Foggia per il Messina che si avvicina al play-out contro la Casertana, decisiva la doppietta dell'attaccante Luciani. Sergio Colosi. Le cose migliori in casa Messina arrivano sempre dal campo. Terza vittoria in 4 partite per i giallorossi dell'esordiente Gatto, che superano il Foggia mantenendo 7 lunghezze di ritardo dalla Casertana. 3 gol, 6 ammoniti e 3 espulsi dalla panchina, una traversa, 14 minuti complessivi di recupero e 2 sospensioni per lancio di rotoli di carta e fumogeni. C'è di tutto e di più in Foggia Messina, vissuta tra tensione e nervosismo anche per gli stipendi non pagati dalle 2 società. I peloritani ci mettono cuore e testa. Quasi perfetto il primo tempo, con 3 occasioni firmate da Luciani 2 volte e da Tordini che colpisce un legno. Garofalo rifinisce, Luciani segna. Minuto 26, assist dell'ex foggiano per l'attaccante che anticipa Perina e sblocca la gara. Padroni di casa non pervenuti fino al 41esimo. Sulla palla restituita dai rossoneri per l'infortunio a Tordini, la pressione scorretta dell'ex Mausso con Dumbravano ingenuo libera il destro di Orlando per l'1-1. Al 6° minuto di recupero ancora Luciani. Sul cross di Garofalo la sua torsione aerea è vincente, 2-1 a riposo. Nella ripresa un'occasione per parte. Petrucci sfiora il tris, da Riva il pareggio. Il Messina vince a Foggia dopo 11 anni e spera nel play-out. 6° KO consecutivo per i pugliesi, non ancora salvi. Impresa del Trapani. A Benevento e Granata vincono e continuano a tenere aperta la porta dei play-off di Carraro, la rete decisiva. Franco Cammarasana. Terza vittoria consecutiva del Trapani, che infligge la seconda sconfitta interna stagionale al Benevento e alimenta ancora le speranze di rientrare nella griglia dei play-off. Un autentico colpaccio quello del Trapani, che nell'uovo di Pasqua si regala 3 punti di platino. A sbloccare la partita Carraro dopo appena 6 minuti di gioco, con un potente destro in diagonale che il portiere Nunziante devia nella propria rete. Avvio fulminante del Trapani, che all'8° colpisce anche un palo con Celiento sugli sviluppi di un angolo. Al 27° invece il Benevento sfiora il pareggio, ma il portiere Granata Barosi all'esordio stagionale compie un miracolo e respinge una conclusione di Lanini. Ad inizio di ripresa al 5° è ancora il Trapani a litigare con i pali, con Anatiello che colpisce il palo alla destra di Nunziante. Al 74° il Benevento ha l'occasione buona per pareggiare. Dagli 11 metri però lo specialista Manconi prima tira alto e al secondo tentativo si fa parare il tiro da Barosi. Pasqua felice per Carraro e soci, ma si deciderà tutto nell'ultima giornata. Adesso al Palermo, che si sta preparando per il match di domani al Barbera contro la Carrarese. La carica di Dionisi in sala stampa, che ha detto possiamo arrivare ancora quinti ma anche decimi. E adesso il servizio.
La sconfitta di Bari brucia ancora, ma il Palermo è chiamato subito al riscatto. Lunedì, nel giorno di Pasquetta, al Barbera contro la Carrarese, i rosanero devono vincere per respingere l'assalto delle dirette concorrenti ai playoff. Oggi conferenza stampa di Dionisi, il tecnico ha suonato la carica dicendo che non è troppo tardi per credere in qualcosa di importante. Dionisi ha sottolineato che la classifica rimane corta e a seconda dell'atteggiamento che avrà il Palermo in campo sarà possibile per i rosanero raggiungere il quinto posto, ma anche arrivare decimo in classifica. Che determiniamo tanto il nostro destino da quello che vorremmo, da quello che vogliamo, perché ad oggi la classifica dove siamo noi è molto corta. Se sbagliamo atteggiamenti rischiamo di arrivare decimi, ma abbiamo la possibilità di arrivare quinti. Poi questo non vuol dire che arriveremo quinti o arriveremo decimi. Oggi siamo settimi, non è la posizione dove all'inizio dell'anno saremmo voluti essere, ma ad oggi siamo lì e vogliamo rimanerci e migliorarci, però sappiamo che ogni partita è difficile, giochiamo contro una neopromossa, storicamente le neopromosse lo stanno dimostrando anche quest'anno in Serie B, perché la Serie B non è la Serie A. Buone notizie per il Palermo, rientrano infatti Ceccaroni e Nicolau pienamente recuperati dopo i rispettivi problemi fisici. Torna a disposizione anche Segre che ha scontato il turno di squalifica. Con questi recuperi Dionisi potrà riproporre l'11 che aveva battuto Salernitana e Sassuolo, confermato il modulo 3-4-2-1 con pochi dubbi di formazione. E prima di chiudere una brutta notizia dalle agenzie, andiamo a Bagheria in provincia di Palermo, dove un giovane di 25 anni, Andrea Santalucia, è morto per le conseguenze dello scontro tra il suo scooter e un'auto in via Filippo Buttitta. L'impatto tra la Lancia Y e la Honda SH guidata dal giovane sarebbe avvenuto per una mancata precedenza, ma la dinamica non è ancora chiara. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi ed è stato trasferito in ambulanza al civico di Palermo, dove purtroppo è deceduto. Con questa notizia chiudiamo questa edizione del mattino di Sicilia 24. Io vi lascio tra poco alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi e vi aspetto per la prossima edizione del nostro telegiornale alle 14. A tutti una buona Pasqua.